Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia. Buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. La Guardia di Finanza di Venezia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Torino nei confronti di un cittadino albanese indagato per traffico internazionale di stupefacenti. L'uomo, ritenuto quale partecipante ad un'associazione criminale composta da personaggi italiani e albanesi, dedita, come detto, al traffico internazionale di stupefacenti tra il Piemonte e il Veneto, era sfuggito alla cattura nel mese di febbraio 2023 presso la sua dimora di Asti e da quel giorno si è reso irreperibile. Le indagini svolte sul gruppo criminale nel 2022 dall'autorità giudiziaria di Torino avevano permesso di sequestrare circa 130 kg di cocaina con l'arresto in flagranza di reato di 3 individui. E lunedì 6 novembre la Polizia di Frontiera di Venezia, all'aeroporto Marco Polo di Tessera, ha controllato un cittadino albanese su segnalazione di un operatore addetto all'imbarco passeggeri di un volo diretto a Dublino. Il documento esibito dall'uomo sarebbe stata una carta d'identità rilasciata da autorità greche, risultata essere falsa. A quel punto l'uomo avrebbe esibito agli agenti il passaporto riportante le esatte generalità e la nazionalità risultata essere albanese e non greca come avrebbe tentato di far credere in precedenza. Quindi è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e portato nelle camere di sicurezza della Questura di Venezia per essere messo a disposizione dell'autorità giudiziaria nella giornata seguente, quando nel processo per direttissima ha condannato lo straniero a 1 anno e 4 mesi di reclusione oltre che 2.000 euro di multa. Sabato scorso i carabinieri di Mestre sono andati nel parcheggio di Favara dove era stata segnalata la presenza di una persona sospetta che si aggirava nella zona, tentando di accedere alle abitazioni ivi presenti. I militari hanno individuato un uomo di origini africane che, dopo aver tentato di introdursi in alcune abitazioni di via Montenero, senza successo, si era postato nel vicino parcheggio pubblico con l'intenzione di cercare valori e denaro spiccio dagli abitacoli dei mezzi in sosta. Il ladro è stato individuato e bloccato mentre, dopo aver rotto il finestrino di un furgone camperizzato, si nascondeva nell'abitacolo e all'identificazione risultava uno straniero richiedente asilo. Il ladro non ha avuto quindi il tempo materiale di appropriarsi di nulla. Portato nella caserma di Mestre, scattava quindi la denuncia per l'accusa di tentato furto aggravato. Cambiamo decisamente argomento. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è un tema imprescindibile dal punto di vista ambientale, ma anche identitario per il rispetto che dobbiamo alla città simbolo della nostra storia. Impegno che attende il dottor Rossetto è di alta responsabilità e di grande professionalità. A lui esprimo le mie congratulazioni e auguro buon lavoro nel nuovo incarico che certamente saprà affrontare sulla scorta della sua grande esperienza. Con queste parole il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, si complimenta con Roberto Rossetto, che sarà presidente dell'autorità per la laguna di Venezia. Indicazione del ministro alle infrastrutture e trasporti condivisa da quello dell'ambiente e della sicurezza energetica e il sindaco del capoluogo lagunare. Chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.